Bacchetti trova il break, De Bordi in diagonale, sarà meta di Bacchetti che dimostra tutto il suo valore di tre quarti ala. Attenzione, Persico, Wilson, prova lui sul corridoio ed è, attenzione, meta di Wilson, carrettino del Pacchero di Gino, crollano le prime linee, meta, tecnica! Buonasera amici Rugby House, benvenuti, un nuovo giovedì insieme, un giovedì alquanto particolare perché in questo momento si sta sviluppando l'ultimo incontro di Amlin Challenge Cup, la VFMCZ Rugby Rovigo Delta in quel di Perpignan, per cui insomma la viviamo un po' su due fronti, sia in studio sia legati al live, insomma attraverso i siti dell'Amlin Challenge Cup. In studio con noi abbiamo un ingessato ma sempre molto splendido e sorridente Beppe D'Atro. Ciao Giuseppe, benvenuto. Buonasera a tutti. Con noi abbiamo l'allenatore della Under 16 della VFMCZ Rugby Rovigo Delta, Vittorio Golfetti. Ciao Vittorio, benvenuto. Ciao, buonasera a tutti. E direttamente a rovigoggi.it, Marco Terrestri. Buonasera a tutti, buonasera Andrea. Beppe, ti vedo con la mano ingessata, uno dei tanti infortuni. Ancora ne ho per una ventina di giorni nell'allenamento, purtroppo una frattura, però capita. Insomma. Niente di che, un rugbista andare bene. Un anno per te che ti ha visto entrare in maniera più stabile in prima squadra, a livello personale come stai affrontando questa stagione? Guarda, l'anno è iniziato purtroppo per me male perché ho avuto una squalifica a 5 settimane. Ci tenevo tanto a iniziare bene quest'anno, purtroppo non è stato così. Mi sono tra virgolette ripreso durante l'anno, ho giocato con più continuità, purtroppo nel ruolo che non è il mio, allenatore, quindi un po' sono trovato in difficoltà, però adesso sta procedendo bene, spero di riprendermi presto da questa debacle. Diciamo, certo, guarda, sono cattivo subito così ci togliamo il peso. Com'è stato poi, diciamo, affrontare in allenamento quell'episodio del Pedrini, insomma, con il pilone sudafricano? Con lui ci siamo chiariti subito lì al terzo tempo la sera. Mi ricordo che io ero un po' imbarazzato ad andare a parlare, devo essere sincero. Lui mi ha subito risposto in inglese "That's rugby", quindi anche in maniera semplice, così si capiva? Sì, ho capito immediatamente, si è chiusa lì, poi l'ho ritrovato in allenamento. Spesso in palestra, essendo pari ruolo, siamo in gruppo insieme, quindi collaboriamo. Tanto c'erano le foto, quelle dell'allenamento del primo dell'anno, e abbiamo visto che va allenate insieme, per cui un'ottima cosa, un'ottima cosa. Allora Vittorio, abbiamo Antonio Romeo che è venuto a disturbarci, ecco, è lì dietro, ma va bene così. Si parla molto in questo periodo di questo arrivo di un nuovo pilone per quanto riguarda la prima squadra. Tu che hai passato tanti anni in quel ruolo, effettivamente serve il ricambio, anche insomma è un aspetto molto importante per il campionato di eccellenza, la stabilità della mischia. Ma sicuramente giocare pilone è molto impegnativo sia fisicamente, è impegnativo perché comunque è facile infortunarsi, quindi già c'è stata la sfortuna che il sudafricano si è fatto male subito, quindi probabilmente anche un po' per avere un po' di ricambio, un po' per anche dare forse un po' più di stimoli a quelli che ci sono già, un nuovo pilone potrebbe far bene, insomma. Beppe, tra l'altro un personaggio come Raino, sappiamo che è voluto andare via lo stesso adesso in trasferta a Perpignan sebbene non possa giocare, riesce a darvi dei consigli lo stesso sebbene non si possa allenare? È importante per voi comunque? Lui è molto presente agli allenamenti, agli allenamenti nostri, perché ovviamente i fortunati lavorano a parte, però lui si fa sempre vedere, sempre pronto a dare la parola, soprattutto agli allenamenti della mischia, ti suggerisce, c'è molto vicino in questo senso. È una presenza comunque importante, ho voluto andare a Perpignan perché ovviamente è un fortunato di lungo corso, sì, è con noi, però non partecipa a quella che è la vita di spogliatoio, quella che è la vita che più ti unisce, diciamo. Quindi ho voluto essere presente per vivere questa trasferta con la squadra e sentirsi più all'interno del gruppo. Certamente. Marco, allora Rovigo oggi questa settimana intitolava "Si può perdere anche col sorriso". Certo. Per cui facciamo due parole su quanto è successo sabato contro i Warriors. Contro i Warriors Rovigo ha preso 80 punti, ma nel prendere 80 punti ha dimostrato che è ritornato a squadra, è ritornato a giocare un rugby bello, piacevole, seppur per 50 minuti, anche perché i Warriors quando hanno iniziato a giocare con il loro ritmo, il Rovigo ha arrancato, non ha la gamba per starci dietro, però per 50 minuti hanno dimostrato di contenerli, hanno segnato 2 mete di pregevole fattura.
la prima col solito Montariola, anche l'altra volta stavo commentando la solita meta di Montariola. Ma Anche mete più o meno simili quest'anno. Fa sempre mete simili, scavalca raggruppamenti, si invola da solo, ottimo, ma invece quella che mi ha stupito di più, che non dovrebbe stupire, però in questa prima fase di campionato stupisce, la meta alla mano con Francesco Menon, che tra l'altro complimenti, che ha segnato la sua prima meta in rosso-blu. Ha visto toccare il pallone di tutta la squadra, hanno giocato un rugby veloce, attento, una pulizia del pallone all'altezza degli avversari, e si sono saputi incanalare nel giusto canale per segnare la meta. Quindi Rovigo che è sicuramente cresciuto. Poi negli ultimi 20 minuti abbiamo preso 4-5 mete, ma ci stanno, sapendo che loro hanno giocato con le riserve, che per un campionato italiano probabilmente riserve non sono. Richard Hill, ho scritto sul magazine Rugby Rovigo News, che non aveva rilasciato tante dichiarazioni sul sito internet dei Warriors per la partita di Rovigo, e anche con quella che giocheranno contro questo weekend contro il Guernica, gli spagnoli, perché non li considera due partite così importanti. Lui ha detto: do riposo 2 o 3 settimane ai giocatori per la Premiership, per aspettare la partita contro il Bath, contro il Rovigo e contro il Guernica giocano con le riserve, con i giovani promettenti che lui ha a bordo campo, però sicuramente avranno dato il 110% nella partita contro il Rovigo per mettersi in luce. Certo, poi c'è da dire che in queste seconde scelte, così, sono persone con 26 caps con la Scozia, c'è gente che gioca nel Sevens inglese. Sì, per loro sono seconde scelte, per noi invece potrebbero essere primissime scelte, però è questo il livello, quello che cambia. Si parlava prima della trasmissione, insomma, che i Warriors hanno un budget solo per la prima squadra di 6 milioni d'euro. Beh, questo penso sia solo l'inizio per far capire la differenza, ma direi di fermarci con le parole e andare a vedere quanto è successo sabato scorso qui al Battaglini in quest'ultimo impegno casalingo della VFMCZ Rugby Rovigo Delta contro i Worcester Warriors. Quinto turno Dublin Challenge Cup 2012-2013, far visita ai rossoblu di Polaru i Worcester Warriors, squadra non in classifica nel campionato inglese, che all'andata sconfisse i ragazzi di Rovigo per 90-3. La squadra inglese, allenata da Richard Hill, schiera estremo Classens, Walker Clark, short Drauninu, Greyer in mediana. Numero 8 Cowan con i flanker Abbott e Betty, seconda linea Gills e Schofield, capitano, prima linea formata O'Donnell, Hayes e Mullan. Risponde la squadra di casa con il numero 15 Stefan Basson, il 14 Alberto Zorzi, Menone Vannicker Chicentri, Bacchetti Lala, insieme ovviamente a Zorzi, Lenarduzzi Zanirato la mediana. Numero 8 Matteo Ferro, i flanker Persicor, Ciocchina, Montario Tumiati le seconde linee, Ceglie, Moni e Quaglio la prima linea. Forse più per quanto riguarda la mischia chiusa, dire il vero, che la Touche. Touche è sull'ultimo blocco, vediamo come si organizza la Maul. Molto potenti gli inglesi fisicamente, attenzione attorno al raggruppamento. Con Tumi cerchiamo di metterli giù, si lamenta Ar di ostruzioni volontarie del pack Rodigino. Blocchiamo con Aaron Persico e Matteo Ferro, restiamo lì, attenti, attorno ancora, Ar apre per Gray. Attenzione però, c'è la prima meta con Walker. E concentrazione saranno sicuramente le chiavi per poter arginare il più possibile. Al lancio Sicurezza Gillis, si forma il carretto inglese nelle mani di Cowan, il numero 8 neozelandese. C'è un vantaggio del Worcester, in qualche maniera cerchiamo di bloccare l'offensiva. Chiaro il fuorigioco, ci si guarda in faccia, molto semplice per il numero 8 Cowan, squadra di secondo piano rispetto appunto alla squadra. Tanto si sistema la linea difensiva del Rovigo con pochissima gente nel punto di incontro, vedevamo solo Ciocchina in questo caso. Adesso al largo, attenzione questo buco di Gray, attenzione, anzi è dell'estremo Classens, 40 metri per Classens, il problema è per Drauninu, attenzione potentissimo questo che se ne va, il figiano, Baston cerca di metterlo giù, ma ormai il treno figiano era già partito. Le doti fisiche di questo giocatore.
Claessens, purtroppo così non è stato. Riparte Abbott, molto potente, per Betty, altra terza linea, bloccata bene dalla difesa rossoblu. R per Gray, per Cohen apre per Drauninho, riesce a tagliare in mezzo, fa fuori Zorzi, attenzione perché riesce a far fuori anche Stefan Basson, che ormai era troppo lontano dal punto di bloccaggio. Stefano a un certo punto si gira, lo vale, è arrivato Drauninho per la quarta meta inglese. C'era un fuorigioco per cui Tush Rovigo, presa di Stefan Ciocchino, attorno per Matteo Ferro, riesce a fermare, il numero 7 Abbott a fermarlo, ma poi c'è Jeff Montoriol che attorno al gruppamento se ne va a segnare la meta e mettere in sé difficoltà le difese avversarie con questo tipo di movimento. Tush, Luke Mahoney, Montoriol sicuro, apre, Rhys Lenarduzzi sventaglia per Joe Van Icker che riesce a saltare il primo placcaggio, se ne va giù, il passaggio è sicuro per Bacchetti, arriva il placcaggio di Clark, arriva tutto il sostegno, Matteo Ferro, Miki Zanirato deve tribolare un po' per tirar fuori questo vale. Alessio Ceglie assistito ai compagni, siamo più o meno. Attenzione, Jeff se ne va ancora attorno al gruppamento, ha visto un'indecisione, Jeff sa fare questo come abbiamo detto prima, riesce a leggere perfettamente queste mancanze difensive. Il pallone è ancora nostro, Rhys Lenarduzzi, Tumiati apre verso sinistra, il pallone non è dei migliori sul posto per Zorzi, riesce a dar via a Drainini. Restiamo sempre lì, però altra fase, molto bene Rovigo, Basson apre per Rhys Lenarduzzi, riesce a sgusciar via Bacchetti, attenzione al sostegno di Francesco Menon, è una grandissima meta del Rovigo, bellissima meta del Rovigo, il 40°, grandissima meta del Rovigo, probabilmente la meta più bella della stagione fin qui con Francesco Menon, a suggello di Nazione Corale. E con la trasformazione di Stefan Basson si vanno negli spogliatoi con il punteggio di 14 Rovigo, 26 Worcester Warriors. Siamo in partita per la potente azione del centro sudafricano. Allarghiamo l'ovale per Ferro, ancora ritorniamo, cambiamo fronte e qua c'è un po' di decisione fra Tumiati e Bacchetti. Forse Tumi era in mezzo un po' a questo passaggio, forse in un luogo in cui non doveva essere, non ha permesso a Bacca di ricevere in velocità l'ovale con la propria classica diagonale di corsa. Aaron Persico chiama la calma, intanto parte Stefan Basson, metà campo, il calcio è alto, è centrale, prende la barra e la fortuna assiste Stefan Basson con il mediano di Missi dopo il punto d'incontro. Trasmissione al largo e attenzione qui all'interno, se ne va Abbott, una prateria per il flanker. Sì, in Italia, soprattutto in Italia, ma anche in Europa, perché come abbiamo visto abbiamo segnato 2 mete, un calcio, abbiamo messo sotto pressione. 12 gennaio compie 25 anni. Auguri al pilone umbro in forza ormai da 2 anni a Rovigo. Intanto se ne va, attenzione, Walker, il collore, e Walker riesce a scaricare l'ovale per Short. Vediamo intanto Gray cosa combina. Ecco, a rompere la difesa rodigina non ci riesce. Ancora bene Rovigo, attenzione però, attenzione che pesta sui piedi, Sterling ci prova, Andrea Bacchetti a metterlo giù ma non c'è niente da fare. Dopo fasi su fasi su fasi, qualche problemino ma di poco conto per Bach, che ha festeggiato le 100 presenze rossoblu calvisano per assistere un giocatore. Drainini ancora se ne va con l'assistenza di Sterling e se ne va, attenzione, troppo campo per le gambe del numero 22 Sterling. Di certo quando arrivano i 22 diventano sempre difficili da fermare. Gray, cross kick, la presa è sicura, cerca la concentrazione con la mano destra barcollante, parte con il proprio piede. Intanto andiamo a sigillare un punto d'incontro, l'arbitro ci penalizza, non molti falli, però come vedete al largo non c'è più nessuno e ahimè se ne va addirittura Gillis la seconda linea. Il passaggio poi è molto semplice, muovono il pallone abbastanza serenamente ed è Best, l'irlandese come si diceva prima, che va a segnare l'ulteriore meta in mezzo ai pali
per i Worcester Warriors quando mancano 5 minuti al termine. Probabilmente si cercherà su Jeff Montariola. Il lancio è totalmente sbagliato. Se in possesso ai Worcester Warriors. Vediamo cosa succede. Il pallone viene mosso al largo con una certa difficoltà, ma poi è Walker a prestare, andare via Francesco Menone, riesce anche a sfuggire all'ultimo placcaggio, per cui Walker va a segnare la propria seconda meta personale, la meta dello scozzese in forza ai Worcester Warriors. Prestazione del Rovigo è comunque in crescita. Ecco, si diceva il placcaggio, e qua Drau Nini se ne va, trova l'intervallo, non lo ferma più nessuno e va a suggellare la propria prestazione con la terza meta e va a festeggiare il titolo di Man of the Match. Warriors battono VEA FMCZ Rugby Rovigo Delta 17-80. So hello, Elvis Sivialiti. I wanted to say thank you to the supporters of Rovigo. Enjoyed my time here in Rovigo. Sadly, I must depart, and yeah, we've decided to stop playing rugby for family commitments. So I go back to home and be a family man. But thank you for your support and all the best. Thank you. Sì, è stata una bella emozione, al di là del risultato si guarda gli aspetti positivi. Primo tempo buono, la mia prima meta qua mi veniva quasi i lacrimoni, una bella emozione, comunque era da tanto non segnavo, quindi una bella emozione insomma. A questi livelli i minuti sulle gambe si sentono, l'ultimo quarto d'ora ero morto anch'io, ma guardiamo gli aspetti positivi, primo tempo, un buon primo tempo, abbiamo dato l'anima e spero che da fuori si sia visto, ecco. Comunque oggi siamo scesi in campo senza pressioni, senza niente, comunque avevamo un po' una squadra rimaneggiata senza tante riserve, quindi abbiamo dato il massimo e speriamo di darlo anche in campionato, che va tutto bene. Thank you. We're looking forward to the game. After Rovigo came up to Worcester, they gave us a good game. But coming here, home advantage. It's pretty hard to go to a team that has home advantage. And when we came over, it was pretty hard in the first half. First half, we came out. First 20 minutes, we played well, and then you guys scored 2 great tries, and that's a great thing. And second half we came up, we just thought let's just have a go, see what happens. I think we let them kind of run, and they did very well into getting 2 tries in the first half, and we can't really give that to them, but they did very well. Give credit to Rovigo, they played very well. I don't think it's easy. I think we had a difficult time in the second half without 2 tries, and they played very well. You guys came in, their number 12 was running through everyone, and number 12 was running through everyone. The forwards did well, and when we come over, I don't think we think that it's going to be easy. We come here to play. It's a job, and when we come over, we take every team seriously. Treviso, Rovigo, you guys deserve to stay in the ERC, and it's a great thing for the fans to come out and obviously support. And I think they should stay in. You guys played well today, but obviously we won. But you guys, for the last 20 minutes of the first half, you guys gave us a great game. Allora Beppe, noi abbiamo visto insieme la partita con Calvisano, questa partita con i Warriors, Rovigo che sta migliorando, che come diceva Terrestri, diciamo il rientro di certi giocatori, la consapevolezza maggiore, in spogliatoio si sente? In spogliatoio si sente, con Calvisano avevamo iniziato male, c'era stato il giallo Tommy, poi però la squadra ha ripreso fiducia e abbiamo concluso quasi bene la partita. Ci siamo ritrovati a Worcester a ricominciare abbastanza bene, quasi cammino inverso rispetto a Calvisano. Abbiamo iniziato bene, con dei segnali importanti che durante la partita ti servono. Ad esempio il primo placcaggio è fondamentale, mi ricordo un placcaggio di Joe Van Niekerk che ti dà subito la carica, no? ti accende, ti sveglia. Rientro i giocatori importanti perché, con tutto il rispetto per quelli che possono essere i comprimari, tra cui io ovviamente, mentre giochi, guardi a sinistra hai magari Jeff Montariola, a destra Tommaso Reato, ti cambia
ti cambia la cosa, perché sei più tranquillo, perché sai che se magari fai il mezzo errore o il mezzo placcaggio sbagliato ci sono loro che recuperano, quindi giochi assolutamente più sereno. Come sempre detto, il DS Cup è un mix fra giocatori di esperienza e giovani, per cui non è se comprimario o meno. Questo è l'equilibrio di questa squadra, ecco, da ricordare. Vittorio, allora, qualcuno ha detto, o meglio, Francesco Menona ha appena detto nell'intervista, abbiamo giocato in maniera serena, senza pressione, sanno che avevano nulla da perdere. Quanto conta questo a Rovigo? Ma penso che conti molto, soprattutto per i ragazzi più giovani, e credo che sia stato probabilmente il grosso problema di quest'anno, una squadra molto giovane che si è trovata all'inizio appunto senza molti giocatori di esperienza e con tanta pressione, con gente che parla di scudetto, comunque sempre tanto pubblico allo stadio che è pronto a sostenerti, ma quando le cose vanno un po' male non ti fa mancare, te lo fa capire bene. E credo che soprattutto appunto i giovani ne abbiano risentito, non siano riusciti mai a giocare tranquillamente, non siano riusciti a giocare per divertirsi, diciamo, giocare divertendosi, però sempre con la paura di sbagliare probabilmente, e questo li ha un po' limitati. Secondo me se riescono a trovare appunto un po' di serenità, un po' di tranquillità e anche un po' di fiducia nel gioco, le cose miglioreranno a vista d'occhio nelle prossime partite. Beppe, quanto sono contati gli incontri che avete fatto durante la settimana con, chiamiamoli, le vecchie glorie o comunque i giocatori storici del Rugby Rovigo? Sono stati per me fondamentali, anche perché magari li avevamo visti in città, magari qualche giocatore ci diceva guarda quello ha vinto lo scudetto, quell'altro, però non ci eravamo mai conosciuti dal vivo, non ci eravamo mai presentati, ecco. E sono persone deliziose, devo dire, sono davvero veri rugbisti, ti accolgono subito darsi del tu, e questo è stato importante per noi, perché ci siamo sentiti parte di loro, cioè a loro livello. Ci siamo sentiti a loro livello e ci siamo detti ma anche noi perché non cogliere questa occasione. Loro l'hanno colta quando giocavano, erano giovani, forti, hanno vinto gli scudetti perché si impegnavano, perché non cogliere anche noi l'occasione di lasciare un segno che a Rovigo molti parlano di scudetti, però io che sono qui da qualche anno conosco per così dire la tifoseria tra virgolette si accontenta di una maglia sudata, basta che si dà tutto, che non ti risparmi e la tifoseria è prontissima ad applaudirti, quindi questo è lo stimolo più grande. Sì, nel rapporto aspettative-risultato la costante è quello insomma, di vendere cara la pelle e rappresentare al meglio questo team, che forse anche i più giovani, come dicevi bene, tu sei dal 2008 qui a Rovigo, hanno una percezione differente attraverso questi incontri, cioè hanno una profondità che magari prima non si aspettavano, perché è ovvio che vai in una città e dicono no perché allora c'era, ma quando poi parli e ti rendi conto che molti di questi giocatori sanno molto di te che sei giovane, perché seguono la squadra e dici però questi qua mi seguono. Assolutamente, sanno molto di noi sappiamo purtroppo per adesso poco di loro, ci stiamo tra virgolette conoscendo, questi incontri sono stati fondamentali da questo punto di vista e ti fanno sentire importante, perché tu dici questo qua ha vinto uno scudetto, ha giocato tanti anni, capitano e mi conosce. Perché mi conosce? Perché si vede che sto provando a fare qualcosa che per loro è importante, e se è importante per gente che ha vinto vuol dire che bisogna lavorare il doppio. Penso che l'obiettivo fosse proprio questo, insomma, darvi gli stimoli giusti. Terry? Una domanda io per Giuseppe, visto che si stava parlando di tifoseria, si stava parlando che ci vuole l'impegno, volevo fare una domanda un po' piccante se mi permetti. Contro il Reggio siete usciti tra i fischi, contro la partita successiva che era contro le Fiamme Oro, a fine primo tempo fischi ancora del pubblico. Non si sentivano da tempo, i tifosi vogliono vedere probabilmente il bel gioco. Voi come avete reagito in spogliatoio tra di voi, sapendo che i vostri tifosi che vi seguono in tutti gli stadi d'Italia e d'Europa vi hanno fischiato? I fischi alla fine di Reggio Emilia erano meritati assolutamente e ne abbiamo parlato a fine partita immediatamente, la questione è finita lì come squadra.
ognuno di noi sentiva ovviamente anche nei giorni successivi il peso di quei fischi, ma nessuno si è lamentato, per così dire. Tutti sapevano che erano meritati, ognuno sapeva cosa aveva sbagliato, quindi l'unica parola che si sentiva era quella di lavorare perché il lavoro paga e prima o poi raccoglieremo o abbiamo raccolto i frutti di questo lavoro. I fischi del primo tempo contro, invece io li divido, perché i fischi del primo tempo contro le Fiamme Oro sono differenti secondo me, perché erano fischi dovuti a un inizio di partita che non era come noi volevamo, che loro stavano dando tutto, però faceva anche parte di quello che era tra virgolette il nostro piano, diciamo, che era quello di sì, giocare, però ci aspettavamo un loro inizio che non ci avrebbe sorpreso, ma comunque ci avrebbe messo in difficoltà, anche perché hanno molti rodigini, insomma ci conoscono, quindi era quello il loro fattore vincente, diciamo. Poi siamo rientrati al secondo tempo, sì, sentendo i fischi, ma eravamo più tranquilli, sapevamo che la partita sarebbe stata portata a casa in un modo o nell'altro, giocando bene o solo con la grinta, perché avevamo bisogno di vincerla e dimenticare per quanto possibile Reggio Emilia, e così abbiamo fatto. Vittorio, inizio Rovigo, esperienza Parma, ultima fase Rovigo prima della tua esperienza da allenatore. Che differenze hai visto in tutto questo? Beh, differenze ce ne sono parecchie. Penso che ho fatto 8 anni in eccellenza, Super Ten, come si chiamava a Parma, però... Sia Overmac che Gran. 5 con l'Overmac e 3 col Gran, ma anche quando c'era il derby di Parma non c'era minimamente l'ambiente che c'è qua a Rovigo, non dico nel derby, ma in una normale partita di campionato. Sicuramente la squadra seguita, con il Gran avevamo un super tifoso che ci seguiva in tutte le trasferte e che tornava indietro con la squadra. Era l'unico però. Era il bersagliotto, diciamo, di Parma. Era una persona fantastica, però ce n'era uno. Qua non si potrebbe fare, Certo. Non si possono caricare tutte le poste in corriere. Da un certo punto di vista si stava bene, perché comunque giocavi tranquillo, però l'ambiente, gli stimoli che ti dà entrare in campo con la tribuna che canta e tutto non si prova da nessuna parte, insomma. Cosa ti ha spinto a ritornare qua a Rovigo per concludere poi la carriera qui? È stata colpa merito di Antonio. Ah, di Antonio Romeo. Scherzando al telefono avevo visto un po' di acquisti delle squadre di eccellenza quell'anno, ho detto certo che quasi quasi potrei giocarci ancora un altro anno in eccellenza. E lui ne ha parlato con Polla e il giorno dopo Polla mi ha chiamato. Pensa a te. All'inizio l'ho presa un po' così, ho detto ma no, ma cosa ci vado a fare? E dopo una settimana invece mi ha chiamato il professore e mi ha detto signor Golfetti avrei bisogno di parlarle. E avevi già capito tutto. È incredibile. No, poi era bello perché comunque dopo anni che ero via è stata una grande annata, finita male purtroppo, però tornare a giocare e finire la carriera qua a Rovigo penso che sia il sogno di qualsiasi rodigino che è stato in giro, insomma, che è stato in giro a giocare. I tuoi rapporti poi con Rovigo nel tuo periodo parmense erano, diciamo, legati alle amicizie che avevi comunque mantenuto? C'era stato un po' un distacco rugbyistico, a prescindere insomma dal tuo legame con Badia per ovvi motivi familiari? No, ho mantenuto molti amici, li ho mantenuti. Qualcuno mi ha anche picchiato in campo, se per quello. Facciamo dei nomi? No, non facciamo i nomi. Però ne ho prese abbastanza, però capita, poi dopo la partita si veniva qua in casetta e si faceva il terzo tempo normale. Mi ha colpito molto personalmente il giorno, quel 28 maggio, le tue lacrime a fine partita ovviamente. Erano in percentuale dovute alla chiusura comunque di una tua carriera sportiva, a prescindere dal risultato, perché comunque è anche giusto pensare quanti anni hai passato sui campi di rugby. Ho cominciato che avevo 11 anni e ho finito a 41 praticamente, quindi ne ho passati 30. Ecco, 30 anni sui campi, insomma, ne hai viste parecchie. Quel momento là, cosa hai pensato? Qual è stata quella spinta, insomma, che poi ti ha trascinato, quel trasporto che avevi? No, è proprio perché avevamo perso. Sì? Non avevo neanche ancora pensato se smettere o no, lì era proprio questione di rabbia, delusione. Ecco. Io non ho ancora riguardato la finale. Pensa. questo ci fa pensare ancora. C'è gente che la guarda 3 volte a settimana ancora
insomma, ha lasciato sicuramente qualche segno, ma pian piano lo stiamo smaltendo. Sì, infatti bisogna cioè sono cose, capita, sarebbe stato bello finire in bellezza, anche perché era stata un'annata esaltante sotto certi punti di vista, purtroppo è finita così e adesso devono andare avanti e devono ritornarci loro in finale. Ecco, partendo da questo presupposto, ai ragazzi, la tua Under 16, cosa insegni? Cioè anche legato a quando è successo quel 28 maggio, c'è qualcosa che ti senti di insegnar loro frutto di quell'esperienza, di quel momento? Che ci si deve sempre impegnare in ogni minuto che ci alleniamo, perché i treni passano e se non siamo bravi a prenderli al volo, poi dopo è difficile avere delle altre opportunità. Loro hanno la fortuna di avere 14-15 anni e hanno ancora tanti anni, qualcuno ha ancora tanti anni nel rugby, qualcuno magari fra 2 anni smette perché si stanca, però bisogna divertirsi, bisogna comunque impegnarsi al massimo per raccogliere tutto quello che si può raccogliere sul campo, fuori dal campo, non solo nel rugby, insomma. Ecco, poi ritorneremo su Under 16 e capiremo insomma, come sta andando la stagione. Terry, allora, si è molto parlato anche un paio di settimane fa, c'è stato un incontro, confronto, chiamiamolo così, fra Ivan Malfatto e Coppo sul ruolo della stampa a Rovigo. Non so se hai seguito. Ho seguito, me la sono rivista diverse volte dal canale YouTube di Rugby House. Il doppio confronto c'è sempre, c'è la società, il direttore sportivo da una parte, i giornalisti dall'altro. È vero che molto spesso i titoli della stampa sono dei pugnali, dei pungoli, degli stimoli. C'è chi li guarda come stimoli, c'è invece chi li guarda come purtroppo offese dirette. Lo specchio di un po' tutta quanta la tifoseria, perché alla fine anche noi o al terzo tempo o sui social network o in piazza parliamo con i tifosi e tutti quanti si aspetterebbero di vedere il classico gioco alla mano, vedere le touche belle, le mischie che funzionano, i passaggi ottimi, le percussioni dei centri che guadagnano la linea di vantaggio. Purtroppo in questa fase di rifondazione della mediana della squadra non si è visto. Si è visto bene contro l'ultima partita contro i Warriors che il cambio di Pola, aver dato la possibilità a Lenarduzzi di ritornare a giocare a apertura in una partita così importante, ha dato probabilmente lo stimolo a tutta la squadra anche di muoversi. La sera prima della partita contro i Warriors il presidente Zambelli... C'era qualcuno in giro? No. No. Ok. Non c'era nessuno in giro, come è stato pubblicato da qualche altro giornale la foto dell'ultimo dell'anno che ci stava un po' di festeggiamenti, ma no, la sera prima della partita il presidente Zambelli mi chiamava per fare una correzione su un comunicato stampa e mi diceva che si era sciolto il contratto con Elvis Seveali, non ha inciso il giocatore come si doveva e così c'è un posto libero per uno straniero. Allora io dissi al presidente, ho detto: Presidente, probabilmente serve un'apertura, ho detto manca un uomo che tolga pressione ai propri compagni. Lo scorso anno o gli anni prima avevamo German Bustos che riusciva a dare più tranquillità al gioco, probabilmente riusciva a prendersi una responsabilità che o per la giovane età da Duca e per l'esperienza non riesce a avere, o Michael Wilson che magari è anche imbarazzato a giocare al mediano di apertura anziché giocare al mediano di mischia, in questa fase non l'ha fatto. Lenarduzzi probabilmente, stimolato anche da far meglio, ha dimostrato con i Warriors di poter forse vestire per il resto della stagione la maglia numero 10. Speriamo che in questi istanti non mi stia sostenendo a Perpignane, certo. Però la squadra sta maturando, comunque chi entra sa che è parte di un meccanismo che sicuramente deve girare e sicuramente deve arrivare al fine che è almeno centrare i playoff e almeno arrivare alla parte conclusiva della stagione e rimanere nel rugby che conta, che è quello dell'Amlin Cup e quello di confrontarsi sempre con squadre estere che ti possono dare delle batoste,
ma che sono batoste costruttive, che servono ai giovani come Giuseppe, che servono a giovani come Francesco Menon, a Matteo Ferro, a Andrea De Marchi. Insomma, servono un po' tutti ad elevare il nostro livello. Se non avessimo l'Emin Cup, probabilmente il nostro livello scenderebbe. Tra l'altro una cosa interessante è che Warriors, sia nelle interviste pre che post partita, ma anche il man of the match ha detto in un'intervista, hanno definito il Rovigo a great team, cioè un ottimo club. Ora, è strano, come fai a definirlo great team quando magari dai 90 punti all'andata e 80 al ritorno? È, diciamo, un'educazione britannica o realmente loro hanno sentito, insomma, questa presenza, ben consapevoli delle differenze sul campo, insomma? Secondo te, Beppe? Sicuramente loro quando sono arrivati qua bene o male sapevano che la partita l'avrebbero vinta. La cosa che poteva cambiare era il grado di impegno che dovevano metterci, secondo me. Magari erano, ecco, secondo me quando loro parlano di great team, parlando di noi, vogliono intendere che per 60 minuti, 55 se la sono sudata. Secondo me parlano di una squadra orgogliosa che non ci stava a regalare nulla, così è stato per 60 minuti, poi loro hanno preso l'abbrivio e sono Vabbè, andati, per il sopravvento, ovviamente. ok. Allora, Vittorio, abbiamo Beppe. Beppe, vabbè, si sente che non è di Rovigo, sei di Catanzaro, no? Ecco, sei arrivato qua nel 2008, hai fatto la trafila e è arrivato in prima squadra. Tu hai dei ragazzi di 14-15 anni. C'è questo sogno di arrivare in prima squadra? Penso proprio di sì e mi auguro per loro che abbiano sia le possibilità, spero di aiutarli in questo sogno. Secondo me c'è qualche giocatore di veramente buon livello che ha le possibilità di diventare un ottimo giocatore. Non se ne può dare la certezza perché da 14 anni arrivare in prima squadra c'è tanta strada ancora. C'è anche qualcuno che probabilmente magari adesso nessuno guarda e potrebbe crescere all'improvviso, però sicuramente c'è un buon gruppo di giocatori, soprattutto di quelli più vecchi, alcuni che sono già nel giro delle selezioni venete, alcuni possibili accademici che sia con noi che quando vanno alle varie selezioni si fanno comunque notare, insomma. Come si fa a stimolare un ragazzo, mantenerlo lucido sul campo, volenteroso, dare degli obiettivi? Qual è la difficoltà più grande? È dura, Immagino. Ci sono state un paio di partite che anche con Lallo ci siamo guardati a fine partita perché una partita gli abbiamo urlato dietro prima della partita, un'altra li abbiamo lasciati tranquilli, però soprattutto da alcuni giocatori abbiamo avuto poche risposte. È veramente difficile, anche perché ci sono grosse differenze all'interno del nucleo di giocatori, fra quelli un po' più pronti, quelli più bravi, che sono già magari appunto nel giro delle selezioni, e quelli che arrivano su dall'Under 14, che sono ancora un po' bambini sotto certi aspetti. Quindi è molto dura metterli assieme, farli allenare assieme e fare degli allenamenti che aiutino tutti di alto livello. Penso che sia la cosa più difficile in una categoria come l'Under 16. Terry, ultime battute perché siamo in chiusura. Dopo Perpignan, dopo questa partita che è in corso in questo momento, Saint-Donat poi ricomincia quello che è il girone di ritorno con i crociati in casa. Adesso parliamo dell'immediato. L'immediato è trovare la concretezza del gioco, trovare fiducia nel proprio compagno che ti sta a fianco, come diceva Giuseppe, avere quei giocatori fondamentali, Luc Mahoney, Jeff Montariol, Tommaso Reato, Andrea Bacchetti, e dare il 110% per vincere tutte le partite una dopo l'altra e fermarle tutte. Abbiamo fermato i Cavalieri Prato qui, Rovigo ha le carte in regola per poterle battere tutte. Non è una frase fatta come spesso si fa, come spesso gli allenatori dicono ai propri ragazzi, ma i dati di fatto lo hanno dimostrato. Forse
essere più leggeri di testa, forse meno pressione, potrebbe aiutare i ragazzi, ma probabilmente in questa fase può anche aiutarli a stimolare e a crescere di livello e arrivare fino alla fine. Vittorio, due cose. La prima ovviamente è legata a Rovigo. Quanti momenti hai vissuti di questo tipo? Comunque anche a Parma, quando tu giocavi a Parma c'erano grandissime aspettative, sebbene l'ambiente sia stato diverso e raramente comunque Parma, a parte qualche Coppa Italia, è riuscito a vincere qualcosa. Qual è la chiave secondo te in questi momenti? Trovare gli stimoli, secondo me, ai giocatori, chiudersi in un certo senso all'interno della squadra, cercare di non farsi troppo condizionare dall'ambiente esterno e anche giocare un po' per se stessi, diciamo, fra virgolette, fregandosene di quello che dicono i giornali, di quello dei fischi del pubblico, cercare dentro se stessi l'orgoglio di dimostrare a se stessi che si è più forti di quello che si è fatto, che si è migliori di quello che si è fatto fino a questo punto. Il fatto di giocare per la tua città, che comunque è una cosa che ti dà tanti stimoli, ti dà energie nei momenti in cui sei stanco, che sei giù. E tante volte, magari, probabilmente dipende anche dal tipo di giocatore, c'erano giocatori che entravano in campo giusto perché venivano pagati, questo soprattutto secondo me in tanti stranieri che sono arrivati, che venivano super pagati in certi anni e probabilmente toglievano solo del posto a qualche italiano giovane. E secondo me è il bello che c'è adesso negli ultimi anni, negli ultimi 2 o 3 anni di eccellenza, che comunque stanno aumentando un sacco i giovani italiani che giocano e hanno molte più possibilità rispetto a 7-8 anni fa. Insomma. Allora Beppe, noi ti salutiamo, ti ringraziamo di essere stato con noi, in bocca al lupo per il recupero. Grazie, è stato un piacere e buonasera a tutti. Ti prometto che non ti inviterò più a commentare la partita perché capisco che con Calabrese fai una coppia d'oro, che dovete esternare la vostra passionalità in altre maniere. Lontano dai microfoni, possibilmente. No, ma comunque è venuto bene anche Guido in quel momento là, insomma, noi sappiamo il perché. Vittorio, è stato un piacere, grazie mille di essere stato con noi. Grazie a voi. Rovigoggi.it, rappresentato da Marco Terrestri, grazie Terry e alla prossima. Grazie a tutti, alla prossima. In chiusura diciamo che un collega di Marco Terrestri, Giorgio Achilli, l'ha detta. L'ha detta. Però verrà in trasmissione a dirla. Ah, ecco, ci penserà lui a dirlo. Ci pensa lui a dirlo. Si prende le proprie responsabilità. Ovviamente mi ha detto che non poteva venire questa sera, però verrà la prossima volta che Rovigoggi sarà invitato e la dirà in diretta perché ci crede. Ok, se ci crede lui ci crediamo anche noi. Aspettiamo la prossima settimana. Buonasera.